E noi torniamo a parlare di festa. Buongiorno raga, buongiorno a tutti. Continuiamo questa diretta di questa giornata e quando si parla di festa, soprattutto siamo in estate, tutti amici estate, che facciamo? Festa d'estate a Roncolevà. Diamo il benvenuto al presidente, diamo il benvenuto a Daniele Foroni. Ciao Daniele, benvenuto, come stai? Bene, Bene. ciao, grazie Ciao Daniele, di ciao. questo invito. Grazie a te. Allora, a Roncolevà come si sta? Si sta benissimo. Benissimo. Questo è Paesino fondamentale. piccolo ma del cuore grande. Che è una cosa molto molto importante e fondamentale. Sì. Esatto. Daniele, allora anche quest'anno ritorna, proprio si parla della parrocchia di Roncolevà in collaborazione con il Circolo Noi, il Faro, festa d'estate. Cosa succederà, come, dove, quando, perché? Raccontaci, prego. È una festa ormai che è da anni che la facciamo, Sì. come Circolo Noi in collaborazione con la parrocchia, Certo. perché il Circolo Noi fa parte della APS della parrocchia. Sì. E anche quest'anno facciamo la festa d'estate. È una festa di 2 giorni perché noi siamo piccolini, ma possiamo anche crescere, non è detto. Prossimo anno festeggeremo i 20 anni del Circolo Noi e allora abbiamo già qualche chicca nel cantiere che stiamo parlando col direttivo di poter presentare la nostra alla cittadinanza e ai nostri amici. 20 anni è una cifra importante. Sì, 20 anni siamo maggiorenni, possiamo sì. andare a votare anche. Come? Esatto, bene, eccoci qua. Allora, andiamo subito a vedere per chi ci guarda, oltre che per chi ci ascolta, un po' di programma, quindi 31 luglio e 1 agosto 2026 a Roncolevà. Sì, 31 luglio, un venerdì, dove avremo la serata dei gnocchi di Malga. È una serata particolare perché di solito i gnocchi di Malga si va in Lessinia per mangiarli, noi li abbiamo portati a Roncolevà per dare modo, spazio alla gente che magari ha dei problemi oppure non l'occasione di andare nella Lessinia, può venire da noi e gustare questo tipico piatto della Lessinia. E avete fatto bene. Cucinato da persone che vengono da Erbezzo. Che bello! Che hanno lavorato nelle malghe di Erbezzo e mi fanno questo piacere. Vengono ormai è il 4º anno che facciamo i gnocchi di Malga, è stato un successo e lo ripetiamo anche quest'anno. Bello. Cioè, quindi gli originali della Lessinia. Originali della Lessinia. Bravi, questo è molto molto bello. Ovviamente ci sono anche stand gastronomici in generale. Sì, poi tipici. sono i classici piatti locali. Aspetta, adesso io lo chiedo a tutti e spero di metterti davvero in seria difficoltà. Qual è il piatto preferito di Daniele Foroni? Al risotto. Al risotto alla risolana. Ci sta. Poi c'è il sabato 1 agosto, sì? Non ci saranno i gnocchi di Malga, ma verranno sostituiti col classico risotto all'isolana. Spettacolo. Che abbiamo di chef proprio bravi da cucinare questo. Allora, hai citato una parola importante, la parte degli chef, delle cucine. Intanto ricordiamo che siete tutti volontari. Siamo tutti volontari. Quelli veri. È un valore aggiunto al circolo perché il volontario è l'albero maestro di questa barca che sta andando. Certo. Senza i volontari possiamo chiudere tutto, ma non solo a Roncolevà, ma in generale nelle tutte le feste. Il valore aggiunto sono i volontari. Ascolta, li ringraziamo tutti. Ringraziamo i volontari, ringrazio il direttivo che mi sostiene, mi dà delle idee, ma anche il parroco che è il numero 1 del Circolo Noi il Faro di Roncolevà. Come si chiama? Don Alberto Speranza. Allora, Don Alberto, noi ti salutiamo e quindi ecco, grazie anche per questo, perché è l'unione che fa la forza. È l'unione che fa la forza. Che si vede. Daniele, ma la musica? Raccontaci. Abbiamo 2 serate con DJ. Sì? DJ Sara il venerdì e il DJ Vice è il sabato. Quest'anno abbiamo voluto cambiare e mettere un po' la cosa giovanile perché abbiamo anche attenzione. Le moto. È qua. Ecco qua. E qua mi cogli proprio. So che anche te sono sei un appassionante. Sì. Posso salutare Riccardo. Ciao Riccardo, perché sono un amico. Vabbè, insomma, Riccardo. Ecco, ci sarà il prossimo anno. Domenica 1 agosto ci sarà la Vida Loca Band che suona. Gliel'hai già detto, ha bloccato la data. Sì, ho bloccato ieri. È super impegnato Riccardo. L'ho bloccato ieri. Con la sua orchestra. Riccardo, non dimenticarti che altrimenti poi siamo messi male. Siamo messi male. 1 di agosto 2027 segna la data. Esatto. Bene, eccoci qua. Allora dicevamo un programma bello, quindi insomma, si parla di musica, si parla anche di moto, approfondimento sulle moto. Cosa allora succederà? venerdì c'è un club che viene da Cerea, zona Bovolone,
con l'Harley Davidson. Sono dei miei amici, uno in particolare lo cito, Sandro Vecchini, che è un po' il promotore di questa, bravi. Di questa manifestazione, e sono invitati il venerdì, mentre il sabato, sempre le moto, ma aperta a tutti sia che venerdì e anche il sabato, abbiamo gli amici della Goldwyn che hanno fatto un bellissimo giro, un motogiro alcuni anni fa, che l'abbiamo ripreso anche col drone, e poi abbiamo uno sponsor particolare che non so è importante. Certo, come non so, sì, dillo. Eliscar. Oh, bravi, questo è fondamentale. Eliscar di Sona, che è cosa ufficiale dell'Honda di Verona e Mantova. Certo, che bello. E loro sono uno sponsor ufficiali. Guardate qua, anche per chi ci guarda, oltre che per chi ci ascolta, qua vediamo proprio il video dello scorso anno. Questo è il castello di Villafranca. Il castello di Villafranca, registrato col drone. Mamma, che bello. Sì, è stato bellissimo. Poi sono arrivati alla festa e lì li abbiamo offerto la cena. Che bello, che bravi. È stata bellissima, una bella iniziativa, una bella partecipazione, però anche le moto sono moto che costano una cifra, sono super accessoriate. Molto belle anche proprio da vedere. Da vedere, certo. Con la musica, con le luci. Che spettacolo. Moto belle impegnative. Beh, insomma, direi che il programma è davvero bello, importante. Poi nel frattempo vi ricordo sempre che ci state ascoltando in radio, ma su www.radioadige.tv e su tutti i social potete trovare e vedere la nostra chiacchierata. Ecco tanti volontari qua. Tanti volontari che li ringrazio ancora, sono veramente l'albero maestro, come ho detto poc'anzi. Bello. Poi sono tanti, adesso stavamo sbirciando qualche foto, ma so davvero che sono tantissimi. Sì, ci sono anche giovani che ci vengono a aiutare ai tavoli, alle cucine. Bello. Comunque abbiamo dato spazio anche ai giovani. Ecco, tanto è vero che è nata una nuova associazione, Felicemente Insieme, che è fatta solo di giovani, e sono bravissimi, elementari e medie. Che bello. Bravi i genitori, brave le due ragazze che seguono, Maria Cristina e Deborah. Bravi, è fondamentale. No, ho sbagliato, non c'è problema. Ho sbagliato nome, Barbara. Scusate, ma Maria non c'è Cristina e Barbara. Scusate, ma non c'è. Ma Daniele, con tutti questi volontari. La diretta, la bellissima la diretta. Fantastico. Comunque guarda, la Maria Cristina e la Barbara. Bene, allora guarda, detto questo, ecco, poi mentre sbirciavamo ancora foto, ne abbiamo tantissime. Proprio per questo poi potete anche andare visitare su YouTube, ci sono dei video davvero meravigliosi, ecco, che continuiamo a vederli, c'è video bellissimi proprio legati alla vostra festa, quindi questo è importante. Allora, abbiamo detto un sacco di cose. Sì. Adesso non ci resta che aspettare il 31 di luglio, l'1 di agosto, gnocchi mi raccomando, risotto mi raccomando, perché so che Daniele ci tiene. Vabbè, ultima cosa, ma tu Daniele, durante questo evento, che ricordiamo che dietro c'è un sacco di responsabilità, impegni, lavoro, ma tu qual è il tuo ruolo? Attenzione, i ruoli, facciamo i plurale. I ruoli sono tanti, perché per fare anche 2 serate certo. ci lavora 6 mesi. Certo, lo so bene. Ma non c'è solo quelle lì, perché ci sono tante altre attività del circolo. Adesso noi stiamo parlando di queste, però per esempio al mercoledì pomeriggio abbiamo gli anziani che giocano a tombola. Bravi, 45 anziani tutti i mercoledì, perciò anche lì prepara, insomma ci sono, che dopo bello. Il giovedì ci sono quelli che giocano il calcio, gli altri giorni c'è il Pilates, insomma è un circolo attivo e aperto a tutti. Qual è il mio ruolo? Tutto. Tanto chi è che taglia l'erba? C'è l'erba da tagliare nel campo? Non c'è fortuna, sintetico. Però anche dei bravi volontari, certo. bravi. Comunque Daniele, facciamo così, visto che fate tante iniziative, intanto io vi rinvito di nuovo tutti quanti a Roncolevà il 31 e 1 agosto. Poi quando ci sono tante iniziative, che ne so, settembre, ottobre, il mondo del Natale, che anche lì è. Sì. Chiamami, facci sapere. Perfetto. Che a noi ci piace raccontare, quindi quando possiamo comunicarlo e raccontarlo, per non grandeggiare. Sì, guarda, noi abbiamo aperto anche il bar oratorio, sempre gestito dai giovani, tutti i mercoledì. Insomma, è vivo, è un circolo vivo. Grazie Daniele per essere stato oggi con noi. Festa d'estate a Roncolevà, 31 luglio, 1 agosto. Quando avete delle novità
tornate a Perfetto, trovarci. noi ci Bene. siamo. Grazie di cuore, prego. Grazie a te, grazie dell'invito. Ringrazio anticipatamente ancora una volta i volontari e chi verrà a condividere queste nostre piattanze, queste nostre festicciole. Grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie Daniele Buona giornata. Foroni, grazie mille. Ciao Daniele, grazie mille. Noi continuiamo con la musica, state con noi, continuiamo, rimanete lì, state lì. A tra poco, eh.